Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Porteremo in studio le Cross Generation, le generazioni che senza timore si attraversano, si incrociano e si mixano fra vite, culture e sogni differenti. Musiche, passioni, sentimenti e molto altro ancora passeranno da questi microfoni. Ciao a tutti, questa è Cross Generation, io sono Gaia Roncarelli, siamo nello studio di Radio Città del Capo in compagnia di Grace De Ocampo, una ragazza nata a Bologna di 22 anni, quasi 23 a febbraio, che studia all'Università Scienze della Formazione per fare l'educatrice del nido con i bambini e insegna hip hop sia ai bambini che agli adulti in una scuola di ballo e in più balla per sua passione. Bene, ciao Grace. Ciao Gaia. Parliamo un po' di te, delle tue passioni. Già dalla presentazione un po' si capisce quali sono i tuoi pallini principali, per esempio i bambini. Ho visto che studi per diventare un'educatrice del nido e in più insegni ai bambini. Esatto, infatti a breve c'è la laurea e quindi manca un po' che esami, dai che ce la facciamo. Un po' di agitazione. Infatti fase esami, cose del genere. Bene, sì, poi insegno anche ai bambini, agli adulti, quest'anno anche agli adulti, principianti però. Studio per me con Michael Brancan, l'insegnante della scuola in cui anche io stessa insegno. Studio con lui, ma ballo anche con lui con i Surviving Element. E l'altro gruppo è Wawas, un gruppo di 6 ragazze dove balliamo in giro per Bologna, in giro per le gare, per l'Italia, Nord Italia soprattutto. L'anno scorso siamo andati a Roma, anche siamo scesi giù con buoni risultati, buonissimi. E invece per quanto riguarda la musica, il ballo che fa parte della tua vita in modo così centrale. Sì, adoro la musica, adoro lo stile hip hop, infatti come mi vesto, mi vedi, dici questa è hip hop, R&B, l'R&B soul, funky, anche anni 70 così. Infatti poi attraverso questo poi faccio del lavoro mio come nelle discoteche ad esempio, infatti lavoravo al 2B, al sabato sera, al venerdì sera e prima ancora al Flamengo, al Pimp, sempre a Bologna. Ma in discoteca che cosa fai? PR, cubista. Ah, cubista! Sì, infatti, interessante. Esatto, però non quelle cubiste che vedi in giro così, ma quelle hip hop. Infatti come mi vedi mi vesto anche così nelle serate. E come sei vestita quando fai la cubista? Perché nell'immaginario comune una cubista è sempre mezza nuda, taccone alto, 12. No, io sono esattamente come mi vedi adesso, cioè pantalone tuta, canottiera al massimo, un po' di accessori tipo orecchini, sciarpe, cose così. Ogni tanto mi vesto un po' più fighetta, jeans, tacco, ogni tanto mi metto il tacco, ma nulla di così... E appariscente, diciamo così. Esatto. Quindi insomma anche l'accessorio è importante. Dov'è che vai a comprare i tuoi accessori? Via Indipendenza, tutto che vedi accessorio lì. lì. Oppure vabbè, centri commerciali di Bologna, ma no, comunque orecchini appariscenti. Bene, e musica, quindi ti piace la musica che balli o hai anche altri generi che ti interessano? Principalmente quella? No, principalmente quella, sono una fissata su quegli stili lì. Bene, e questo quindi era uno dei primi pezzi che abbiamo introdotto della musica scelta da Grace. Esatto, Dance Tonight di Lucy Pearl. Bella, ci piace. Bene, sono contenta. Torniamo allo scenario Bologna, quindi la città in cui vivi, in cui sei nata. Dici un po', un luogo che ti piace, bello, che ti piace di Bologna.
Allora, io abito a Porta Castiglione e lì di fianco ci sono i giardini Margherita, dove io abitualmente di giorno studio, mi isolo proprio dal resto del mondo con le mie cuffiette, il mio iPod così, e infatti di giorno è fantastica, vedi tutte le persone che vanno a passeggio, cose del genere, quindi no, fighissimo. Però l'unica cosa è che di notte non è poi così tanto il massimo. Così. No, assolutamente. Quindi se io ti chiedessi un luogo brutto che non ti piace di Bologna, rimarresti sul giardino? Esatto, rimarrei su Giardini Margherita, perché lavorando anche lì allo Chalet delle Rose d'estate, così di notte non è il massimo da girare da soli. Insomma, te la vivi molto quella zona, quindi in ogni ora del giorno. Esatto, quindi... mattina e sera, notte, così. E invece il luogo in cui ti piace fermarti a riflettere, stare un po' con te stessa, il tuo luogo preferito, qual è? Ah, ce ne sono due, palestra e casa. Palestra perché è dove mi alleno e insegno così, ma la casa è il luogo proprio intimo, quindi dove io mi isolo con la mia musica, con le mie cose, proprio. Poi girando spesso, insegnando spesso, a casa ci sto veramente poco, quindi tendo... Serve per la ricarica. Esatto, cioè bisogna più distaccare dal resto del mondo, quindi... Bene, ora facciamo il gioco del se fossi, cara Grace. Dai, sono pronta. E se tu fossi un colore, iniziamo. Viola, infatti... Fa parte di te, esatto. Infatti vedo che già dalla sciarpa che porti il colore c'è. E se fossi un animale? Leonessa. Bello, grintoso. Già. Se fossi un mestiere? Educatrice di nido. Rimani coerente su quello che devo studiare. Perfetto. E se fossi una stagione? Estate. Mare. Solare. Sì. E se fossi un accessorio, ultimo... Orecchini, perché ricordando cosa ho detto prima, ci sta. Ne hai tanti. Ci sta. Bene. E ora, prima di salutarci, chiedo un consiglio a Grace, il consiglio di Grace che vuole lasciare qui in questo studio. Bene ragazzi, se avete passione, qualsiasi cosa sia, arte, genere, cose del genere, tenetelo e saldatelo. Esercitatevi, insomma. Date tanto cuore. Bellissimo consiglio, ne terremo da conto. Va bene. Grazie Grace. Grazie a voi. Ciao. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.